Questa attività è stata realizzata con suo contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018. Saluti a tutti, amigos e amigas, e benvenuti a questa seconda puntata de Saiana del suo tempo, su programma pizzo su dell'archeologia e della geologia e pure della storia della Sardegna. S'altra volta è su questionato della geologia, dell'isola, della prima formazione, dell'arrivo dei uomini in quest'isola e tutto questo che si è lasciato. È su questionato dunque della cultura cardiali, questa di Bonighino e di Santo Ciriaco. Poi però si sono concentrati a pizzo della parte finale del Neolitico. Questo periodo stravanao, a un dissomini affurriao proprio i costumi dei bivi, passando dal nomadismo a sa sedentarietà, passando scetti della regolita della cassa, pure a sa pastoria e a sa messaria. E questi però proprio una fase importante del Neolitico in Sardegna che narra su cultura dei santumiali de Ozieri. Prima di tutto voi tenere di questo nome. Poi la prima volta che gli archeologi hanno agattato ceramica, tessos, arrastos di questa cultura, dusanti agattato proprio in sa grotta dei santumiali in sa villa di Ozieri. Famoso a Singhizzo del 900 ed in unisi i giccasa e scrovettas funtistetti a Medasa. Questo periodo nasce in Sardegna manco a partire del 4000 a.C. di Cristo e di lompidi finzas a su 3300 quando comincia invece sedadi e sarramini quando somini invece comincia a scoperri e a traballare il primo metallo su commenti proprio sarramini. La cultura dei santumiali è seconda proprio per materiali, monumentos scetti a questa nuragesa e sa rilassare uno sciacumanno de datos, de monumentos, de ainas. Cominciamo proprio a bere califonti questo monumentos. I domu de Gianas, come questa che tengo a Palas, se uso in suggiassu de Scerì, il Bono, in Sollastra, è un giassu che alloga da uno scanto dei domus de Gianas e arriva a vinzas a sedà di Nuragesa. Cantu vunti questa gruttigeddas tumbas in tutta la Sardegna. Poi in di contasu pensai più di 3500 e vunti spainadas in tutta l'isola a partire da Susurcisi finzas a arrivare a Sagaddura, manca essa Gaddura di teneri pagus meda, funti 4. Cali funti zonas invece a prusarricas, sicuramente Susurcisi e tutta l'area del sul Logudoro, finzas arrivare
a sa città di Dattari. Questa Dattari è intruso mera gente non d'uscire, ma teneoso proprio in questo territorio su numero prumano de domu de Gianasa. Funti gruttas, sgavadas de somini, dunque funti artificiali, funti steti sgavadas un perendi picconisi de verda, chiaramente de piaressi una verda prutostara accarata gussa che si andara a traballai. E funti steti avattas in tutti i tipi de verda, de su schistu, a sadrachiti, su basalto, oppure in su graccari, ponai gussa che teneusu in Casteddu, gussa de Santu Bartolomeo, accanto de Cavu Sant'Elia, e siete sgavata proprio in su graccari. E poi de funti verdas tostadas mera, commenti gussa de su granito. E iniziando su come è riuscita a traballare questa verda. Una scoperta è stata fatta uno scanto di anni poi, sperimentando, si è accattausu che callentendi questa verda di perdere proprio a rogos, dunque fia più facili ad traballare, ad scavare. Sa leggenda si contara de i Gianasa, che vunta femminas con alas, che viviant a intro de questa stumbasa e che fenta su de singiu con ainasa chiaramente dell'inna, ma sa leggenda si narra pure che su vilu che un peranta vi era un vilu de oro. E si proprio intendi bene, s'oro. Sa spiegazioni probabilmente andrà a giccare in questo vilu che si pigara de una nacara, de una cocciula manna che si aggattara in su punto del sumari di bessire a pillu proprio questo vilu che tiene il suo colore già del soro e che un peranta probabilmente già di su neolitico poi vai ricamuso e affrorigiuso in stessingiuso. Ma sa realtà di sa verità scientifica caliesti è che questa gruttigeddas funti tumbas, da saboreuso agattai a solas o proprio in compangia e in questa topu formanta i necropolisi. I due necropolisi che denti plus tumbas funti una in sa Sardegna del Caveggios e questa del Montessu a sa Baronia in Susurcisi e s'altra è questa di Anghelurruiu in Salighera. Tutti ed uso denniti pensai prusu de 40 domus de Gianasa. Mera de gussas avunti proprio decoraras, affrorigiaras, gusto de uso abiri pruseinantisi. Ma sa cosa importante è che vunti ancora tombas comunitarias. Poi ta intrusu teneusu uno scanto di apposentus a undi dovianta postusu isi scheletrusu de sa gente che vivia in su villaggio Pursacanta, fianta corpus de hominis, de feminas, de giovonus, de gente beccia, totus accompagnasu de su corredo funerario, chi vi ha composto de prendas fattas chiaramente de verda, questa su metallo ancora non doviera, prendas fattas de cocciulas, oppure vasus de argilla, oppure ancora ainas fattas de ossidiana. Is primu tumbas che zerreusu domus de Gianas, ma che in altru logus bieusu indidadas puru commenti sos furrighesos, is forreddos, uita parenti di aerus forrus viticheddus, funti gussas più semplici, dunque con un apposentu fatto de maniera circolare o de sa forma de sou. A bello diventano sempre più mannas, sempre più uso raffinatas, arribendi vinzas a fare proprio tumbas commenti gustas che rappresentano proprio sa grovettura dessa baracca che un peranta i bius. Ma su neolitico vinali è un periodo a ricovero di altro monumentus, poiché proprio in questo periodo nasce su megalitismo. Ma del su megalitismo andeso a questionare in sa prossima puntata. Dunque, proprio in sa cultura di Ozieri, bieus, sa Sardegna, vive a meda de genti che diesti bene a vostra prima volta dei paesi bascus.
prus de 3.500 domus dejanas spainadas in totu s'isula, due funti prus de 200 grutixeddas chi funti puru decoradas. Custas decorazionis funti fattas de maneras differentis, due funti cussas pintadas, cussas incidias in basciu a rilievu, e ite rappresentant due funti simbolus differentis. Su simbolo prus painau è cussu dei scorrus, de su boio, de sa bacca, e in altru logus invece agattaus is spiralis, oppure commenti sa toppu de sa domus dejanas de Publius Attile a Biddanò a Monteleoni. Proprio una scacchiera fatta con quadraus dei colori arrubiu e dei colori arbu. E proprio accanto dovresti pure una spezia de scia che forse si rappresenterà s'adelantamento de s'acqua e dunque sa vita. In trauso a intruso agattaus pure una spezia de tempru disegnau con due scorrus in pizzus, di due punti a trasamedas. Una dei più famosas è cussa de Sant'Andrea Priu a Bonorva, che rappresenta proprio sa barracca de sa gente bia, poiché sa domus dejanas de piera puru rappresentai sul logu a undi i mortus de pianta sigli a bivi. Oi doiesti una iniziativa, poi vai a riconoscere cussas domus dejanas decoradas a intrus de su patrimonio umano de s'UNESCO. Oi chiaramente meras de gustas tenintis coloris chi a pellu vunti sparessendi e dunque mera volta toccherà a fare proprio un traballo de restauro chi d'un raso non esti facili. De pagu tempus antiscropetto una domus dejanas sempre a Bonorva che dinanta a sa pala larga a undi due punti spiralis de ocra a rubia chi già pagu tempo a goa che d'antiscropetta con su contatto con s'airi si vianta a pello sciuscendi e anche di più vai dunque a un traballo de restauro. Sa maioria de domus dejanas decoradas s'agattant in sa Sardigna de Cavessusu, però non mancant esempios puru in sa Sardigna de Cavegiossu, commenti in cussas de Montessu in sa Baronia, oppure cussas de Pranuefisi o sa Quasalida e Corongiu in sa bidda de Pramantello.
altri esempi pitticheddus s'agatant in carincunu logu de sa bravagia, come cussas che devunti a mamuiada in d'un logu che dinanta istevene. E per comprendere meglio su fenomeno del sipogeismo funerario del Neolitico, e su scioperau dell'ompi in uno dei giassus sicuramente più bellos, ma più spagu connottus della Sardegna. E se su questionendi del su giassu de Genesalici, in su sarto del su comune de Bidda Sant'Antoni in sa provincia di Aristanisi. In oggi, 6.000 anni a oggi, anti sgavau tutta questa rocca manna di origine vulcanica e antifattu pensai più de 10 domu de Gianasa. Sicuramente ci antipostu annus po traballare questa perda e poi vai esapposentus chi si pinti a intrus. Però sa particolarità di questa necropoli è che esistette adorrata naraus omperai antifattu uno scanto di traballo su nousu in sedati e sarramini, quando comincia la cultura de religiosa, questa de Bealzu, a partire da su 3200 a.C. e che essi sa particolarità di chi pone in questo periodo. Dubbi esigete noi, tenenti un passadizzo a Singhizzu, no? In sa parte iniziali, chi nosu o i zerriausu dromos. Esti un vueto di origini arega che indita era proprio questo aido che doiari in domus de Gianasa de questo periodo. Dunque questa domus de Gianasa s'adelanta pruschidotto in maniera verticali. A simpressi invece de questa più antica che denianta un adelantamento centripeto con una parte centrali e appunto su laterali sempre di forma comunque circolari e semicircolari. Noi agattau in oggetto su tutto sa suppellettile de Isainas che ponianta intro su poi da santi sboidadas sicuramente già in età antica, da santi torradas a un perai, poi vai mancai a ricovero su questi animali. E non c'è ora un diseo e dei pesi pensai che questa è una specie de buddy, anzi de
de Gutturu, che sti segau in sa parte centrale de un arriu che derribara de questa parte e bandera per la vellus ma a scaricare in un altro arrivo prummanno e dunque si agattato proprio in questo monte che esperrà in due parti e i somus de gianas avuti stati fatas di denesu 7 ai da parti e 3 invece in oggi in bascius. Nogi però non su bieusu scetti una parte, quindi sicuramente già in tutto questo cucuro di 2 punti atrasa. In tutto questo territorio de Bidda Sant'Antoni pensai anti-censiu prusu de 50 domus de Gianas, che s'agattano già in tutto su sarto. E in tutta questa zona comunque teneusu un sciacumano de necropolisi, poiché sa verda, che do ieri noi, che è una verda vulcanica, una verda modi a traballai, si prestara proprio vai is domus de Gianas. Seus benius proprio in antisi de s'intrada de una de custas domus de Gianas. Commenti vorresi biri bene, dove esti un aidu, longo plus o manco 1,5 metri, che si permetteri de entrare in sa prima parte che zerriausu anticella. E de questa anticella andausu sempre plus a intrusu e agattausu proprio is apposentus onde poniant is carenas de immortus. Mera portas agattausu proprio in pizzusu de senna de custas tumbas una spezia biesi proprio de incisioni chi passara proprio in sa parte arta e di galara bascio, si biri bene proprio in noci. Dunque si seusu domandausu aita podiant serviri queste incisioni, c'è chi questionano de simbologia, ma forse più semplicemente questa vi era una specie di gora, di canala, che servira in canalare s'acqua e andai in bascius. Però comunque esti questo pure un aspetto simbolico, poiché s'acqua chi curriri esti rappresentazioni dessa vita e proprio questa rappresentazione dessa vita esti sa cosa più importante in un luogo dessa morte.
dunque su Neolitico in Sardegna esubiu comincia già 8.000 anni fa con sa cultura cardiale, che pigera su nomini proprio del su cardium, sa gocciula che veniva da un perada po decorai i vasos. A seguire teneus cussa de Bonichino, a entro del su 4700 e su 4002 in antisi de Cristo. Ancora a Goa, cussa de Santu Ciriacu de Rava, che è gattauso entro del su 4002 e su 4000 in antisi de Cristo, e da questo momento nasciti forse questa chiesti sa cultura preistorica più importanti de tutta sa Sardegna. Pensai che ha po numero de monumentus, po numero de materialisi, esti seconda scetti ai gussa nuragesa. Ita ha fatto sa cultura de Santumiali Diozieri. Toccaranai prima d'otto che pigera su nomini de una grutta che ianta gattau in sabida de ottieri in Singhizzu del su 1900 a onde due vunta uno sciacumanno proprio de vaso de argilla con decorazioni particolari che è usabiri a Goa. È una cultura ricca, spainata in tutto s'isula. Chi avio fai, pensai, più di 3.500 su domu de Gianasa, più di millisi per Davitas, dolmen e altri situs megaliticus. In prusu teneus centinaia proprio de bidas fattas con barraccas de verda e de linna. Ma sa cultura di ozieri è importante poiché esti gussa che ha imperau de brusu sa verda gropina, sossidiana. L'unico giacimento che doiesti in Sardegna è gussu de Monte Arci, proprio una serra de montisi che s'agattara prusavascio, non paga prusavascio de Aristanisi, che deneri giacimentus importanti commenti cussu de Concheganasa o cussu de Senigeddu a Pau. Esistono tre tipologie proprio de ossidiana, sa SA, sa SB e sa SC. S'ossidiana però s'agattara pure in altro luogo su Mediterraneo de Scurigadrojo e s'agattara sempre in Italia, in Sisuledda de Palmarola, che è intruso sul Lazio e de sa Campania, e due in Sicilia, questa de Lipari e questa de Pantelleria. Però sul giacimento de Monte Arci fiera subrumannu e subrus importanti, poiché l'ossidiana sarda veniva esportata già in questo periodo, già 6.000 anni fa, pensai in sa Corsica, in Toscania, in sa Liguria, in sa Francia de Giossu, finza s'arribai pure a sa Catalogna, poiché teneus un giasso che dinanzi a Gavà, canta de Barcellona, a un disarcheologus anticorbau tumbas de su Neolitico con arrogus proprio de s'ossidiana sarda. E dunque de peso pensai che ai sardus già de questo periodo viaggianta a mari e fenta miglia samera truessendi su Mediterraneo. Ita venta con s'ossidiana. Tutto Isainas che serbianta possa gassa oppure possa messaria, dunque sa puntas de Vrecias, de Lanzias o ancora fraccisi proprio posegai su trigo, che era uno dei cerealisi prusu coltivasu proprio in su Neolitico ed in cunisi biesu sa Sardegna a raffai proprio de sa cultura de su trigo una des partis dessa economia cosa sua più importanti. Però è una cultura questa che biri sicuramente sa Sardegna bivia in tutto il locus. È probabile che gente noa di arribiri probabilmente de sa parti narauso in Sudremini, de sa Francia e de sa Spagna. E come ti si movianta? Un peranta barcasa dell'inna che vianta simbilarisi e scanosa che un peranta o e tutto traballatas viendo un drunco manno dell'inna e sgavendido in su centro a Intrusum. E grazie a queste imbarcazioni anti girao già in tutto su Mediterraneo. La cultura di Santumiali Diozieri è una cultura che in prusu biri buru a saccabo raramente esprimo sperimentazioni
con su metallo, però poi questo deve savettai sa cultura de filicosa, che sa prima cultura de sedadi e sarramini. In modo sapere a commenti e a undi bivianta i sardus de su neolitico nou. Finza sai moi, è su questionau del logus de sa morte, de necropoli, commenti i domu de Gianasa. Ma dopo uscire che in Sardegna dove punti proprio centinaia, che non migliaia, de villaggi, de biddas fattas con barracas. Sa tipologia più spainata che è gattata nei scavus archeologicus è quella de sa barracca circolare, come ti gusta, che teniera sa base fatta de perda, teniera murus, artus, prusomanco come ti gusto, de 1 metro a 1 metro e mezzo. Tutta sa parte dei pizzus fia fatta invece un perendi truncus dell'inna. Sa linna prosumperata fiera cussa de sa castangia, poitta est un truncu diretto, che parrà diretto. E a intrusu ponianta i scannas, che servianta proprio a isolare de prusu sa parte interna, sa aposento interno. E a forasa, sempre in sa grovettura, divonianta naisi de mattas, de arboris, commenti proprio gusta. E poi entrai dove vura un architravi però fatto de linna. A intrusu dove vianta pruschidotto a inasa de argilla e in sa parte centrali un vogo fatto de verdas chi serviera a callentai, a fai luci mancai in su notti e in prusu proprio a coi is alimentos. Dovunti però a tras tipologias de barracas chi moi e so a fai aviri. Su 1986 esistette un anno di sicagna forti. Questa sicagna ha portato a siccai un sciacumannu de digas del lagus de sa Sardegna. A intuso de gustus due fura pure gussu de Somodeo, accanto de sa bidda de Setilo. E quando sa questi sparessia, e bene a pillu una bidda de sa preistoria, de sa cultura, de santumiali di Ozieri. I archeologus che vi hanno andato in Gunisi, poi documentare tutto questo, gli hanno visto che in tutto su villaggio dove hanno pruschidotto barraccas con sa forma circolare, tunda, però di dove hanno uno scanto a commenti gusta. Questa barracca è particolare meda, poiché tiene due forme, una è gussa rettangolare e in sa parte di annantisi dove è una spezia di cerchio però segau a metà. Non si conosceva ancora questa forma di barracca, anzi si da conoscestisi a intrusu de sa domu de Giana de sa tumba de su capo in Sant'Andrea Pria a Bonorva. E questa che pariera in pizzus, in sa grovettura, una forma de su soli con i sarraius, in realtà era proprio sa rappresentazione de sa grovettura de questa barracca. E dunque se de questo momento anti proprio scrovetto che i domu de Gianas chi denianta questa forma venia applicata proprio de questa barraccas. Chiaramente non ci puru, penso pensai che dove era tutta questa base
de murus fattus de perda, artus sempre commenti gusto naraso plus pagu de 1 metru. Però s'agrovettura via fatta sempre de truncus de linna, de cannas e de naisi de mattas. A portas, forzisi, porianta un perae puru s'argidda po accarraggiare i murus in sa parti de foras e in sa parti a intrus. Così vai comprendi mellus, commenti estivata, sa barracca de sa bidda de Serralinta in Sedilo, e esuvato a parti sa ricostruzioni fedeli des originali pur un modelleddu. Questo modelleddu aiuta a comprendi commenti esti in sa parti esterna, biesi teneusu sa parti rettangolari con una grovettura a dinanta doppio spiovente e a intrus biesi i dus palus de linna che servianta proprio po' aguantai sa grovettura. E questa parte è sa parte de singhizzo, dunque sa senna poi entrai tutto in giro per subire in smurus de perda e su chiavarra de murus esti stetiuvatto con troncus de linna, commenti poi per subire pure sa grovettura. Dunque, quando un oso andaso in domu de Gianas, commenti cussa chi doiesti in Sa Necropoli de Sant'Andrea Prio a Bonorva e Bieusu, sa tomba principale che dinanta tomba del capo, in sa parte inghizzali Bieusu sa specie de semicerchio e in pizzus uno simbolo che pare in un soli, ma nessa verità invece sa funti ispalus e stroncus de sa grovettura. Potendo un'idea più clara di argomenti viata, documenti sibiviata, a intrus dei domus de sa cultura de Sant'Umiali di Ozieri, si sono entrato in cussa che esti sa ricostruzioni de una di barraccas che hanno gattau in sa diga de Somodeo in sa bidda de Serralinta a Sedilo. Is archeologus ianta gorbau scetti i murus de perda de sa parti profonduda e us ipotizzau dunque che is parettisi vianta fattas totus de linna e po' una longaria de 10 metrus deniera invece un'artaria de plus de 3 metrus. Forse si deniera pure uno scanto de ventaneddas e a intrus si pozzu agattai mancai elementus commenti gustu
chi mancai servire bobonni sfrommas de gasu o alimentus e stivattu biesi de truncus de olionio de atramattas e accappiagun is atru truncus cun cordas mancai vatus de materia vegetali. A intrus de barraccas a vortas traballanta, mancai su de singiu, coginanta e puru dromianta, undi dromianta, chiaramente non dovunta mantallafus, come cussus che imperaus oi, ma dovunta invece a stoias che gusta, fattas con biesi trunchigeddus dell'inna e si voniera gli aici e mancai dovunta mantas fattas con sallana de sabrevei. E poi accabai se mostrai totu is testus de argidda chi vadiant in sagurtura de ozieri. Tocca a partire con sa materia prima, che dinanta argidda. S'argidda s'agattara in Sardegna, già in totu s'isula. Esti una terra particolare, chi voleressi de colori grigiu o de colori arrubiu, come ti gusta. Tutti ed uso comuncas, candu ben inticottas, da cabanta con su colore arrubiu. Is anticus, candu s'argidda mancai vi era limpia, de pianta aggiungi s'arena, chi nosu naraus degrassanti, e ta serbiera, biesi, giungendida di aici, serbiera a davai prusu tostara a intrusu de sa cottura. E is tecnicas de costruzioni de un vasu potintessi de due maneras principalis. Cussa fatta a mano, di aici, si varia strecchendi sa parti centrali e aici biesi già bessiada un vaso vitichedetto, come ti gusto. Oppure un'altra tecnica, chi un peranta is preistoricus, fiara gussa de su colombino e consistiera in fai cordonisi de argidda a come ti gusto, iesi, du ingirianta di aici e con cussa gavarrara di vadianta atrosu di aici e du bonianta in pizzus. E questa è una tecnica chi esti imparata pruschidotto a forza de sa Sardegna, pruschidotto in Italia, in Francia e in Spagna. Agoa de questo passaggio serbiera sa parti de sa decorazione. In sa cultura de ottieri, a differenza invece de gussa gardialia, onde un peranta imprimendi i scocciulas, i scrogius de scocciulas, in questa vasi un peranta arrogheddus dell'inna. Dunque, quando su desto vi era ancora friscu, dunque sa primo dessa cottura, piganta arrogheddus dell'inna o de ossu e incidianta is partis esternas, proprio di aici, biesi, oppure si può rifare pure in sargidda frisca e già tenesu una parte decorata. I simbolus funt gussus chi agattaus pure in domus de gianas, commenti cerchius, is spiralis, e a intrus de custa incisionis diponiant pure un vagu de ocra arrubia, groga, oppure una specie de graccina a intrus. E un'altra cosa che vadiant, sempre quando su testo vi era ancora frisco, piganta verdas po proprio alliscinai sa parte esterna. Poi vai invece su zugu, de gusta broina, piganta una ina di aici e vadiant questo movimento, dove vadiant girai, da vai già perfetta.
Custu testu est sa riproduzione fedeli de unu de studianti agattau in su villaggio de Solinas, in sa bidda de Masaina, seus in su Surcisi, e probabilmente tenendi custa ansa chi dinanta a tunnel du appiculanta e intrusu de sa barracca e serbiera po contenni pruschidottu acqua e dove erano un udappu de ortigu chi noi esti arribau finzas a nosu. Un'altra forma spainata meda che agattaso in sa cultura di Ottieri esti gusta dinanta vaso a cestello, serbiera forzi po contenni alimentus e sa decorazione ghibiesi rappresentera proprio un orror vacui, dunque se non doiesti una parte sboida e si vaia da sempre un perende custaina puntia e si incidiata biesi sa parte esterna, porta sapuru in sa parte interna e biesu decorazioni differenti, simboli differenti, geometricus come custo, chi dinanta chevron, oppure gusto chi vari un'istedda. Un'altra forma è questa, biesi, teneri, tre spesi, in sa parte bascia, e forse si serbiera po' coginai alimentus come suppas, come mancai minestras, ma sa forma sicuramente prusu adatta po' coginai fia custa, dinanta vaso tripode. Esistettiu criau pighendi un vaso normali, con uno scanto de maricus, e ponendi tre spesi de noci su vueddu tripode, du poggianta in terra e asutta ponianta su ginnigiu o sa bragia, proprio po' gallentai e coi is alimentus. Sempre in noci mancai coianta suppas, supponisi, oppure mancai puru sa pezza chi cocinanta de prusu via cussa de brevè, de grava o de boi. Poi accabai biesu quest'altra forma, esti particolari poitta teniri quattro maricas, biesi, tenenti i maricas sempre uno stampu a intusu e depesu pensai che custa buru veniera a accappiare con cordas in sagrobettura, mancai de sa barracca o proprio in sparetisi. In i museus archeologicus de sa Sardigna, sa parte narasu più bella, secondo me, è proprio questa che biri esponitus elementus come gustus, poita vunti dottus elementus unicus. Candu antifatto gustus testus, no dovura ancora s'arroda, dunque sa sudornio che un peranta oi is vasaius, ceramistas, poita cussa benit introdusia in Sardigna in età punica ed enguni si cumenzant a fare is produsius in seria. Custus invece funt fattus interamente a mano ed ognuno dei custus esti unu arrogu unico. In sa puntata de oggi eus chistionau de sa cultura de Ozieri, de domus de Gianas, de isbiddas, ispinnettus e isbarraccas. Eus fattu uno scantu de ripresas intrus de su Nura Archeopark e dunque sa torrasu grazie a sa cooperativa sa Nuova Luna de Lanusei e si torrasu a viri sorta chieniri a un deso a chistionai de su megalitismo, dunque de isperdas fittas de dolmen e de altre strutturas particolari sempre de su Neoliticu nou e de sa cultura de Ozieri. Nos si torrasu grazias e si cumbiraus a si seguire a sa prossima puntata. Saluto a totus.
Questa attività è stata realizzata con il contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018.